Quando passa una tromba d'aria, passa e va, distrugge tutto, però passa, ci mette poco e sparisce subito. Lì invece è durato per tanto tempo, ci sono state ore di vento fortissimo e quindi anche la popolazione ovviamente giustamente terrorizzata perché non finiva mai. Un inferno durato ore, dalle Dolomiti Bellunesi all'altopiano di Asiago, che ha cancellato boschi, strade, fatto crollare edifici, ingrossato i fiumi e portato a valle in drammatiche piene tronchi e detriti che hanno poi devastato le spiagge, lasciando per giorni senza elettricità, linea telefonica, acqua potabile, intere comunità. 5 anni fa la tempesta Vaia, 3 morti nei primi giorni, altri 2 nei successivi, ma poteva essere una strage se la mattina del 28 ottobre 2018 l'unità di crisi convocata d'urgenza non avesse imposto lo stop a manifestazioni, scuole, uffici pubblici, grandi aziende. La notte seguente si è andati oltre le previsioni e su Veneto, Trentino e Friuli si è abbattuto un vero e proprio uragano. Ci sono voluti giorni per comprendere le reali conseguenze della violenza del vento e delle eccezionali precipitazioni. In alcune località si sono sfiorati 700 mm d'acqua. 700 mm sono 70 cm, cioè non stiamo parlando di questo. Rocca Pietore diventa il simbolo dei comuni di montagna messi in ginocchio da Vaia, ma il territorio colpito è molto vasto. È un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente. Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. La macchina dei soccorsi inizia a muoversi, ma le strade sono impraticabili. Occorre ripristinare il passaggio e far fronte a situazioni di drammatica emergenza come l'isolamento dell'ospedale di Agordo. È stata una giornata davvero lunga e difficile, ma quella che si preannuncia è una nottata forse ancora peggiore. Siamo sotto il porticato della prefettura, alle mie spalle possibilmente Nicola Marcato vi sta facendo vedere la pioggia che senza soluzione di continuità si sta abbattendo sulla città. Antenna 3 racconta non stop la nuova calamità che ha colpito il Veneto dopo l'alluvione del 2010 con cedimenti, frane e torrenti in piena. Abbiamo visto in diretta l'edificio volare giù all'interno del codevole, l'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo è volato giù tutto intero. A Venezia l'acqua alta sconvolge la città. La marea in questo momento ha raggiunto un picco di 160 centimetri. Siamo a San Marco. Come al solito San Marco è la piazza completamente allagata, si allaga sempre per prima e l'acqua, come vedete, è al primo gradino, però poi con 1,50 sale, supera il terzo gradino ed entra nei negozi. I laghi di montagna si riempiono di tronchi d'albero, la piena del Piave scende verso il mare e a Ponte di Piave passa a pochi centimetri da strada e ferrovia. Nicola, spostiamoci, sta arrivando un mezzo dei vigili del fuoco, qui come vedete è un via vai continuo. Gli sfollati della Golena trovano riparo nelle strutture pubbliche. È una disperazione per chi tocca. È vero. 90 a San Donà si attrezzano per il passaggio della piena che devasta le spiagge di Jesolo. Tra questo c'è tutto il tema ambientale. Il percorrere in elicottero la valle e risalendo verso Rocca Pietore e Fedaia ci dà un'immagine di boschi che non esistono più. Vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone dell'Agordino. Il lavoro ora per ora di giornalisti e operatori di Media Nord-Est diventa servizio pubblico. Io non sono riuscita ad avere notizie di mia mamma se non fosse stato per voi, di sapere perlomeno quali fossero le vittime, se la mia casa esistesse ancora.